Proprio settimana scorsa mi trovavo a Vienna sul Kahlenberg, il monte della grande battaglia, che contrappose le forze cristiane d'Europa alle forze del Gran Visir. Un luogo molto suggestivo. Padre Marco fu animatore dei cristiani e anche dei militari, fu al centro di grandi vicende storiche, ma io credo che la sua importanza sia dovuta a un altro fattore che è attualissimo. Egli fu proprio un araldo, un annunciatore, fece sperimentare la bontà, la misericordia, la tenerezza, la vicinanza di Dio ad ogni creatura. Ecco, credo che questo annuncio, magari con un linguaggio diverso, con modalità diverse, sia ancora oggi attualissimo e abbiamo ancora bisogno di riprendere e rivivere assieme il messaggio di Padre Marco d'Aviano. Insieme l'atto di dolore perfetto, certamente ci viene in mente e ci è venuto in mente che uno degli aspetti principali della vita e della testimonianza di Padre Marco è proprio quello della misericordia di Dio. E lui ha voluto essere testimone dell'amore e della misericordia del Padre con la sua stessa vita. Non ha solo predicato, anche se è stato un grande predicatore, ma come abbiamo pregato, lui è proprio testimone dell'amore, della misericordia e della comunione. E tutta la sua vita è stato un rendimento di grazie a Dio per il dono dell'amore che Dio ci ha donato. La tua misericordia, scriveva, è preponderante per mettere all'ultimo posto la sua collera. Sì, perché i tempi in cui viveva Padre Marco certamente erano tempi dove il Signore è rappresentato come un giudice, come un padre misericordioso, sì, ma che giudica e che punisce quelle persone che non si comportavano bene. E invece la novità della predicazione e della testimonianza di Padre Marco è proprio questo aspetto. Quel sottolineare sempre la misericordia, l'amore, la conversione e anche in quella sua passione che ci metteva nella predicazione, e sappiamo, no, quanto ha infervorato infervorava l'animo, il cuore delle persone, così come, e poi potrete ammirarlo visto che è esposto anche nella chiesa parrocchiale, nella vostra chiesa parrocchiale, il primo quadro, dicono, che ritrae Padre Marco, è proprio anche lì, mentre gli eserciti si stavano preparando a difendere l'Europa, ecco, lui ha voluto infervorare il cuore dei soldati, dei comandanti, di chi lo ascoltava, ma non per andare a combattere, per essere coraggiosi nel combattimento, quanto per accogliere l'amore e la misericordia del Padre, quanto per avere una fede che la Chiesa ci aveva tramandato e che era giusto conservare. Anche se stimato, onorato da tutti, lui si sentiva un semplice frate, un innamorato di Dio e della sua misericordia che perdona tutti quanti. E la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, che è la parola che la Chiesa ci propone in questa
questa memoria e festa del beato padre Marco di Aviano, ecco, proprio ci ricorda, e questo San Paolo in modo particolare, come l'amore di Cristo, dice, ci sospinge, ci sorregge, ci fa andare avanti. È l'amore di Dio che ci possiede, e se noi rimaniamo uniti a Cristo siamo nuove creature, siamo sue creature. Ed è per questo, dice Paolo, che Dio ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Infatti concludeva il brano della seconda lettera ai Corinzi: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. E padre Marco è sempre stato un testimone, un messaggero dell'amore, ma anche della riconciliazione con Dio. Cioè Dio ci ama, però non ci impone il suo amore, ce lo dona. A noi allora accogliere questo amore di Dio ed essere testimoni dell'amore di Dio. Ecco, quel lasciatevi riconciliare è un invito a ciascuno di noi, proprio per spalancare il nostro cuore e per accogliere l'amore che Dio semina continuamente. E il brano di Vangelo proprio ci presenta questo Gesù risorto, vivo, che ai discepoli esorta ad annunciare, ad andare a portare e fare discepoli in tutto il mondo. A portare che cosa? La parola di Dio, a portare l'amore di Dio, a portare quella pace, quella comunione che Dio chiede a ciascuno di noi e che padre Marco è sempre stato in vita, certamente, ma anche in morte poi, perché quanti sono ricorsi a lui e quanti hanno ottenuto grazie, favori, proprio in ordine alla fede, alla richiesta di perdono, alla conversione e anche alla comunione. E allora siamo invitati, carissimi tutti, anche noi a guardare a Cristo crocifisso e risorto. È Lui la fonte, la sorgente dell'amore e della riconciliazione. Però un Cristo che quando ci incontra ci invia, ci chiede di essere noi Suoi annunciatori e Suoi testimoni, di essere noi predicatori più che con le parole, con la vita dell'amore di Dio, di un Dio crocifisso e risorto. Di solito padre Marco viene sempre raffigurato con il crocifisso in mano, proprio per sottolineare che non andava a portare le sue parole, il suo messaggio, non andava a comunicare agli altri le sue idee, i suoi progetti, no, andava solo a testimoniare e a parlare dell'amore di Dio che si è incarnato nel suo figlio Gesù, che è morto però che è risorto. E allora viviamo anche noi in questa serata, questa memoria, questo giorno di festa, in modo particolare qui a Villotta, nel suo paese natale, ecco, proprio perché anche noi possiamo imparare da lui a guardare al Cristo crocifisso e risorto, a essere noi innamorati della proposta che Gesù ci fa e poi ad essere messaggeri, annunciatori, testimoni gioiosi dell'amore di Dio nel mondo. Predicatori noi dobbiamo essere tutti. Padre Marco l'ha fatto con le parole, ma l'ha fatto anche con la sua testimonianza di vita. Così anche noi vogliamo essere testimoni dell'amore e della misericordia del Padre. Aquila del Friuli, movimento politico friulano. Hai mai considerato che potresti proprio fare un regalo alle aquile?
Il movimento si sta allargando e ha bisogno anche di te. Tante gocce, anche piccole, fanno il mare. Sei piccolo? Anche 10 euro possono essere di grande aiuto per la vita delle aquile. Sei grande? Per legge la tua donazione deve essere inferiore a 500 euro. Vuoi tesserarti? La tua quota per il 2022 non è aumentata, resta sempre di 20 euro. Solo a fini di adesione al movimento devi anche compilare il modulo per aggiungerti. Per info e modulistica privacy manda una mail a coordinatore@aquiladelfriuli.org. Per i tuoi versamenti, compilando bene la causale, usa questo IBAN: IT 86 P 054 84 65 01 0 CC 05 01 000 383. Grazie per questo tuo metterti a servizio del Friuli. Aquila del Friuli, il partito del Friuli.